Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. La spiaggia di Mondello resta libera. Il TAR di Palermo respinge il ricorso della società italo-belga contro la revoca delle concessioni. A Niscemi la procura di Gela va a fondo per individuare le responsabilità della frana dello scorso gennaio. Ascoltati per ore numerosi dirigenti regionali. Pasqua alle porte ed è subito caro voli, fino a 839 euro per un volo Catania-Milano. Costa più che per andare a New York. Le opposizioni tornano a chiedere a gran voce le dimissioni di Schifani, pesano le ultime inchieste della Procura di Palermo e il risultato delle elezioni del referendum. Catania, 26 condanne, oltre 200 anni di carcere per la nuova cupola di Cosa Nostra. L'inchiesta ha preso il via dall'operazione Ombra del 2024. A Paternò, nella scuola Nicolosi, 7 incursioni dei vandali in 3 mesi, 40 computer rubati, arredi devastati, estintori svuotati. Calcio in Serie C, il Catania prepara la trasferta di Latina con tutto il gruppo a disposizione del nuovo tecnico William Viali, divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri. A Siracusa invece si fa avanti una cordata di 10 imprenditori locali per rilevare il club. Ancora buonasera, dunque l'avete sentito dai titoli, la spiaggia di Mondello resterà libera, il TAR di Palermo ha respinto il ricorso della società italo-belga che deteneva le concessioni da decine di anni, quasi 100. Il servizio. No alla sospensione del provvedimento con il quale la regione siciliana ha revocato la concessione della spiaggia di Mondello alla società immobiliare italo-belga. Il provvedimento stesso, a firma del dirigente generale Calogero Beringhelli, resta in vigore e dunque può proseguire l'iter del bando di gara per affidare la spiaggia ad altri. Il TAR di Palermo, presidente Salvatore Veneziano, ha negato la sospensiva alla società che aveva fatto ricorso senza entrare nel merito. Il ricorso presentato dalla italo-belga non è stato neanche analizzato perché la società non sarebbe titolata a presentarlo, perché la proroga della concessione stessa affidata dalla regione sarebbe illegittima a monte per effetto della normativa europea che supera quella locale. La italo-belga non attenderà comunque la discussione del merito, ma annuncia immediato ricorso al CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che in Sicilia è l'organo di secondo grado. Secondo l'assessore regionale al territorio e ambiente Giussi Savarino, il TAR ha confermato la bontà del percorso di revoca della concessione dopo 116 anni e non a caso definisce il provvedimento di revoca plurimotivato, dice l'assessore. Adesso andiamo avanti con l'avviso per la concessione di 13 lotti per la spiaggia attrezzata che copriranno metà del litorale. Soddisfazione viene espressa anche dal deputato regionale di Controcorrente Ismaele Lavardera, secondo il quale il TAR ha confermato la correttezza della posizione espressa proprio durante la sua battaglia, quando sosteneva che già nel 2023 la Mondello Immobiliare italo-belga avrebbe dovuto lasciare la concessione. Adesso ci spostiamo a Niscemi perché ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla frana che ha colpito il paese lo scorso gennaio. I magistrati di Gela scavano anche sulle responsabilità del passato. Ieri e oggi sono stati sentiti ex dirigenti regionali della Protezione Civile. Ci racconta tutto in questo servizio Gerry Italia. Prosegue senza sosta l'inchiesta della Procura di Gela sulla frana che 2 mesi fa ha compromesso un'ampia area del centro abitato di Niscemi. I magistrati non si limitano agli aspetti tecnici del dissesto recente, ma allargano in raggio d'azione anche eventuali omissioni che risalirebbero alla frana del 1997. Oggi, negli uffici della squadra mobile di Caltanissetta, è stato ascoltato Calogero Foti, ex dirigente generale della Protezione Civile regionale. Ieri, invece, per circa 8 ore, il procuratore capo Salvatore Vella, insieme al pool di magistrati che segue il caso, ha interrogato Tuccio D'Urso, anche lui ex dirigente regionale ed ex capo della Protezione Civile. Entrambi sono stati sentiti come persone informate sui fatti. Al centro degli accertamenti non solo le cause del cedimento recente, ma soprattutto la gestione del rischio idrogeologico degli ultimi decenni. Un'indagine che punta a ricostruire eventuali responsabilità amministrative e politiche. Dopo l'audizione, D'Urso ha affidato ai social una lunga dichiarazione, sostenendo di aver documentato, carte alla mano, tra l'altro esibite per la prima volta nella trasmissione di Telecolor Il Punto, gli
gli interventi avviati dopo la frana del 97. Secondo l'ex dirigente esisteva un piano da 180 miliardi di lire per la messa in sicurezza del territorio, poi interrotto. D'Urso parla apertamente di decisioni bloccate da politici miopi e burocrati collusi e solleva dubbi anche sull'efficacia dell'attuale sistema regionale di contrasto al dissesto, dichiarazioni che ora saranno valutate dagli inquirenti, mentre l'indagine continua a intrecciare passato e presente per chiarire se la tragedia sfiorata oggi potesse essere evitata. Contro la crisi idrica, il Ministero delle Infrastrutture ha autorizzato l'innalzamento della quota della diga Trinità di Castelvetrano, in provincia di Trapani, da 62 a 64 metri sul livello del mare, come era stato richiesto dalla regione siciliana. E adesso parliamo del caro voli, perché i prezzi dei biglietti sono già alle stelle per Pasqua che si sta avvicinando. Pensate, ci vogliono anche 839 euro per un volo Milano-Catania, insomma costa più che per un volo per New York. E mentre il Sicilia Express resta fermo, cresce il costo dei carburanti. Il servizio di Roberta Lunghi. 839 euro per un volo andata e ritorno Milano-Catania. È il prezzo che si arriva a pagare per tornare in Sicilia durante le festività pasquali con Ita Airways, un costo che fotografa l'impennata delle tariffe nel periodo di maggiore richiesta e che desta ancora più clamore se paragonata ai 417 euro per volare tra Catania e New York nel medesimo periodo. E mentre i voli raggiungono cifre record, resta ancora ferma un'alternativa attesa da molti, il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla regione siciliana. La vendita dei biglietti, inizialmente prevista nei giorni scorsi, è stata rinviata per motivi tecnici e amministrativi. Intanto cresce anche il costo degli spostamenti su strada. Secondo il Codacons, il prezzo medio del gasolio ha superato i 2 euro al litro e corre verso quota 2,1. A questo ritmo, tra soli 4 giorni, lo sconto sulle accise disposto dal governo sarà del tutto annullato dagli aumenti dei listini alla pompa, con i prezzi che, nonostante la minore tassazione, torneranno ai livelli pre-decreto. Dall'Unione Nazionale Consumatori poi arriva anche il monito a intervenire entro marzo sui costi in bolletta di luce e gas per gli effetti a catena con rincari generalizzati. Queste notizie si legano strettamente all'attualità politica, perché alla Regione adesso è resa dei conti a 2 giorni dal voto del referendum che ha dato la vittoria record al no. Da Roma a Palermo le opposizioni vanno all'attacco, ma anche il fuoco amico degli alleati non tira indietro la mano. Il servizio di Manlio Viola. Tempo di analisi e di resa dei conti a 2 giorni dal referendum sulla giustizia. La vittoria del no gasa le opposizioni che adesso passano all'attacco con una richiesta diretta di dimissioni del governo Schifani. Lo fanno con una conferenza stampa indetta dal Movimento 5 Stelle che si pone alla testa di questa crociata. Stamattina la richiesta è stata formalizzata incontrando i giornalisti a Palazzo dei Normanni. Il centro-sinistra prova dunque a ricompattarsi e cavalcare l'onda di questo successo elettorale referendario per rovesciare il governo della regione ma anche quello della città. Per Schifani però c'è anche da fare i conti col fuoco amico. Mentre a Roma è partito il repulisti della Presidente del Consiglio Meloni con le dimissioni del sottosegretario Del Mastro e della capo di gabinetto del Ministero Bartolozzi e la richiesta rivolta anche al ministro Santanchè, a Palermo Fratelli d'Italia tace ma prepara le sue mosse per presentare il conto agli alleati, rei di non essersi fatti carico di portare alle urne gli elettori. Ma la resa dei conti è già partita all'interno degli azzurri, con l'area Mulè Falcone che chiede di andare subito al congresso sulla falsariga di quanto fatto da Marina Berlusconi a livello nazionale, mettendo in discussione la segreteria Tajani. A difendere il governatore che non risponde alle voci ci pensano la Lega, con il vicepresidente Sammartino che parla di voto referendario che non intacca il lavoro importante del governo regionale, e il Movimento per l'Autonomia con Fabio Mancuso, segretario del partito di Raffaele Lombardo, per il quale la richiesta di dimissioni è quantomeno ingenerosa. In questo clima parte la procedura disciplinare per Giancarlo Teresi, il funzionario regionale indagato nell'inchiesta Iacolino. Per lui è stato avviato il licenziamento che scatterà al termine del percorso stabilito dalla legge. A Palermo tornano a manifestare gli ex lavoratori di Almaviva. Siamo disperati, dicono, vogliamo tornare al lavoro, chiedono la ricollocazione promessa dalla regione, ma non c'è ancora nulla di definitivo. Il servizio di Marco Gulla. Il lavoro non si tocca, il lavoro non si tocca.
hanno perso il lavoro, c'è chi va avanti con prestiti di amici e familiari, chi invece ormai, avendo famiglia e mutui sulle spalle, non sa più come fare. Questa mattina davanti alla presidenza della regione siciliana in piazza Indipendenza a Palermo, un centinaio di lavoratori licenziati da Almaviva ha manifestato per chiedere tempi certi per la ricollocazione occupazionale. Vogliamo le istituzioni vicine, prima che succedano le tragedie! L'idea della regione siciliana per la ricollocazione degli ex lavoratori ruota attorno all'istituzione del numero unico europeo 116-117 per l'assistenza sanitaria non urgente, ma ancora non c'è nulla di definito. Ciò che sembrava essere una certezza è diventato, con una riunione che abbiamo avuto la settimana scorsa, un ritorno indietro. Non abbiamo ancora perso la voglia di lottare per riavere quello che ci è stato rubato, ovvero il nostro lavoro e la nostra dignità. Ex lavoratori con i manicartelli con scritto "vogliamo risposte, basta attese". Noi siamo qua a manifestare perché chiediamo appunto che venga definito questo progetto e venga data una data sostanzialmente. Non possiamo sempre rimandare, manca sempre qualcosa e quindi qualcuno dimentica che è importante dare serenità e dare una fonte di sostentamento a queste famiglie. Noi chiediamo, e siamo qui per questo, i lavoratori sono qui per questo, per chiedere al Presidente della Regione di mantenere gli impegni presi. Adesso parliamo di cronaca giudiziaria, 26 condanne, oltre 200 anni di carcere, duro colpo alla nuova cupola di Cosa Nostra a Catania. Il servizio di Desiree Ferlito. Oltre 200 anni di carcere complessivi per 26 imputati e un colpo pesante quello inflitto alla nuova cupola di Cosa Nostra a Catania. Il giudice per l'udienza preliminare Maria Ivana Cardillo, al termine del processo celebrato con rito abbreviato nato dall'operazione Ombra del 2024 della squadra mobile, ha emesso una sentenza che ridisegna gli equilibri del potere mafioso et neo. 16 anni al boss Ombra, Francesco Russo, ritenuto dagli inquirenti il successore di Francesco Napoli, già arrestato nel 2026 e condannato a oltre 18 anni. La pena più alta, 26 anni di reclusione, è stata inflitta a Daniele Strano, considerato il capo della squadra della stazione. Condanne pesanti anche per gli altri esponenti del gruppo, con pene che vanno da 1 anno e 6 mesi fino a 17 anni. Il giudice ha inoltre disposto 2 non luoghi a procedere per difetto di querela e una assoluzione. La sentenza rappresenta un nuovo tassello nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio catanese. Offensiva antidroga in Sicilia, a Ragusa arrestati dalla polizia 10 spacciatori, a Messina 17 arresti da parte dei carabinieri, sempre per spaccio di stupefacenti. L'operazione ha decapitato una vasta rete di trafficanti, tra cui il capogruppo della Costa Tirrenica, il servizio di Francesco Triolo. Fiumi di droga che si riversano in Sicilia e 2 operazioni a Messina e Ragusa lo confermano. A Messina e sulla costa tirrenica i carabinieri hanno scoperto un sistema che ha portato a 17 arresti con la droga consegnata dai balconi e pagamenti nascosti nelle cassette della posta. Oltre 100 militari all'alba, con il supporto di un elicottero e dell'unità cinofili, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. Le accuse sono pesanti: associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, minacce e porto d'armi illegali. Le indagini avviate nel 2023 hanno fatto emergere un'organizzazione strutturata e radicata nel territorio, con ruoli ben definiti, un vero e proprio cartello attivo tra Messina, Milazzo, Barcellona e fino alle Eolie. Hashish, cocaina e crack venivano approvvigionati soprattutto nel quartiere di Gazzi, per poi essere smistati attraverso una rete di corriere e staffette. Per eludere i controlli, i pusher adottavano strategie sofisticate, consegne rapide, spostamenti studiati e persino interruzioni del viaggio nei pressi dei caselli autostradali. La droga veniva chiamata caramelle, pietra, torta al cioccolato, 4 formaggi e facevano ricorso alle applicazioni messaggistica istantanea per comunicare senza essere intercettati. Durante l'attività investigativa sono già scattati 8 arresti in flagranza e sono stati sequestrati circa mezzo chilo di droga, oltre a numerosi telefoni cellulari utilizzati per gestire le piazze di spaccio. Sono 10 invece le persone finite in manette nel Ragusano dopo un'operazione della polizia coordinata dal DDA di Catania. L'indagine avviata nel dicembre 2023, denominata Drug Parking,
ha smantellato un'organizzazione criminale attiva tra Comiso e Vittoria e specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana con un giro d'affari stimato di circa 2 milioni di euro. A Gela, assalto con la spaccata, doppio colpo. In un caso è stato preso il responsabile del servizio di GR Italia. Notte di paura in città con 2 tentativi di spaccata a distanza di poche ore e un copione che continua a ripetersi. Il primo episodio poco dopo la mezzanotte in via Palazzi, a pochi metri dall'ospedale Vittorio Emanuele. Un uomo volto coperto e guanti utilizza 2 martelli per infrangere la vetrina di un panificio Tavola Calda. I colpi vengono uditi anche da chi si trova davanti al pronto soccorso. Il malvivente riesce a entrare, stacca la cassa automatica e tenta la fuga, ma viene notato da una pattuglia dei carabinieri in transito. L'intervento è immediato. Il ladro prova a disfarsi della refurtiva abbandonando la cassa sulla strada, ma viene bloccato poco dopo. Fermato e portato in caserma, rischia ora l'accusa di furto aggravato. Ma la notte non finisce lì. Intorno alle 4 del mattino un nuovo tentativo, questa volta in pieno centro storico. Nel mirino una macelleria, anche qui stesso schema. Un uomo con il volto travisato tenta di sfondare la vetrina utilizzando un masso pesante. I colpi sono violenti, ma il vetro antisfondamento resiste. Il rumore sveglia alcuni residenti che si affacciano ai balconi. È proprio la loro presenza a mettere in fuga il malvivente, che scappa senza riuscire a entrare nel locale. Purtroppo per l'ennesima volta le attività sono prese di mira, questa volta è toccata a noi. Cerchiamo un po' di vigilanza in più, cerchiamo che qualcuno appunto possa sorvegliare la zona. Le indagini sono in corso per ricostruire eventuali collegamenti e identificare i responsabili, ma il bilancio delle ultime settimane parla chiaro: almeno 8 spaccate tra tentativi e colpi riusciti, una sequenza che preoccupa e che fa salire la tensione tra i commercianti sempre più esposti a incursioni notturne. A Paternò la scuola Nicolosi resta chiusa agli studenti per lavori, ma aperta ai vandali. Pensate, 7 incursioni in meno di 3 mesi. Il servizio di Tonino De Mana. Chiuso agli studenti e al personale scolastico, preside compresa, aperto a ladri e vandali che hanno depredato e distrutto ogni cosa. Questo il primo paradosso. Il secondo è ancora più assurdo. La scuola in questione, la GB Nicolosi di Paternò, è un cantiere aperto per interventi finanziati con fondi PNRR, fine lavori 30 marzo 2026. Noi avevamo come termine detto che il 30 marzo sarebbero ultimati, non sono per nulla ultimati, addirittura sono veramente al di là dell'essere ultimati, principalmente non abbiamo un termine preciso. All'inizio ci hanno detto a giugno saranno ultimati, non si sa se finiranno a settembre. Cantiere off limits a tutti, tranne che ai teppisti. Da queste parti si contano 7 raid vandalici in meno di 3 mesi. Oltre a 40 PC rubati, arredi devastati, estintori svuotati e tanto altro, qui si ruba per necessità e si distrugge per gioco. Questo cavolo quanto costa? Quasi 2.000 euro, ma anche gli armadi hanno distrutto le ante proprio appositamente e non si possono più recuperare gli armadi. La preside chiede tempi certi per l'apertura della scuola, visto che i suoi 500 alunni sono sparpagliati ovunque. Sono collocati dovunque, anche in aula docenti, anche in uno anche nel corridoio ce l'abbiamo collocata una classe, e addirittura il lunedì che l'ARS non ci può dare i locali abbiamo 4 classi insieme che fanno lezione tutti insieme nel salone. Oltre all'intervento in corso ed in alto mare, la scuola è beneficiaria di un ulteriore finanziamento per efficientamento energetico, bando ancora da espletare, quanto basta da mettere in dubbio anche la prossima data di settembre, quando la campanella suonerà, ma non in questo plesso. Nuovi controlli alimentari nella zona del piazza Carlo Alberto a Catania, controllate macellerie, rivendite appunto alimentari. Vediamo come è andato questo controllo nel servizio di Orazio Longo. La carne era custodita in un deposito particolarmente sporco, tenuta a terra vicino a detersivi, tra cui alcuni corrosivi e pericolosi per la salute. Maxi sanzione da 9.000 euro e sequestro della merce. È il risultato di uno degli interventi dell'operazione di controllo coordinata dalla polizia a Catania e tesa a garantire la sicurezza della filiera alimentare. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, per multe complessive di 42.000 euro, alcune macellerie della zona di piazza Carlo Alberto, ristoranti e rivenditori ambulanti. Uno di questi, sprovvisto di tutti
tutte le autorizzazioni, nella zona del mercato tradizionale vendeva pesce tenuto su un bancone senza ghiaccio e senza impianti di refrigerazione, in un momento della giornata caratterizzato da temperature al di sopra dei 20 gradi. Parte del prodotto è stato trovato in vasche con acqua sporca. L'uomo è risultato anche percettore di reddito di inclusione, beneficio che è destinato ad essere revocato perché sorpreso mentre lavorava. In un caso poi si è provveduto a chiudere l'attività in quanto, nonostante i precedenti controlli, le sanzioni e le prescrizioni dettate, il titolare è stato colto nuovamente a commettere gli stessi illeciti. Mentre l'Ispettorato del Lavoro ha individuato 2 lavoratori non regolarizzati ed è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale fino a quando non verranno regolarizzati i dipendenti e non verrà pagata la sanzione di oltre 10.000 euro. In questi mesi, in queste settimane si è parlato molto di magistratura. Allora un magistrato, il beato Rosario Livatino, potrebbe essere il patrono dei magistrati. Almeno questa è la proposta avanzata da un comitato che è stata esaminata dal Consiglio Episcopale Permanente. Adesso la richiesta sarà presa in esame nella prossima Assemblea Generale in vista della prossima conferma del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Nell'accogliere la proposta, sottolinea la CEI, i vescovi hanno sottolineato l'attualità del messaggio del beato Livatino. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, ritorniamo subito dopo con il calcio. Entriamo in diretta, apriamo la pagina dello sport. Catania si allena in vista della trasferta di Latina con tutto il gruppo a disposizione di William Viali, il nuovo tecnico. Entrati in diffida Jimenez e Di Tacchio, il servizio di Francesco Triolo. Un'avversaria che ha necessità di punti per allontanarsi dalla zona calda dei play-out, un Catania che invece vuole consolidare il secondo posto in classifica. La settimana che porta alla partita di Latina per il rosso-azzurro è nata con la consapevolezza che sabato pomeriggio non si troverà di fronte a una squadra con la pancia piena, anzi la sconfitta di Cosenza non ha aiutato la squadra di Gennaro Volpe a compiere lo scatto in avanti. I laziali, al di là di ciò che dice la classifica, però sono formazione insidiosa che pure sempre è arrivata in finale in Coppa Italia e la prossima settimana si giocherà proprio al Francioni il titolo col Potenza. Quindi motivazioni su motivazioni, ma anche stanchezza per un Latina che sta giocando ogni 3 giorni. Il Catania ci arriverà dopo il pari col Casarano, invece che ha segnato il debutto in panchina di William Viali. L'ex tecnico di Cosenza Reggiana ha già dato la sua impronta sul sistema di gioco, passando alla difesa a 4 e schierando giocatori di chiara propensione offensiva come Lunetta, Jimenez e Bruzzaniti, che sono stati chiamati ad agire alle spalle di Caturano. Un sistema che dovrebbe essere confermato, magari puntando anche su Cicerelli, ormai parte integrante del gruppo, rientrato nel finale della partita di lunedì, appena qualche minuto, ma pian piano dovrebbe avere più spazio. Alla Latina non ci saranno assenti ulteriori rispetto agli infortunati di lungo corso, ci sono invece 2 diffidati in più, Jimenez e Di Tacchio, che si aggiungono a Casasola. Adesso sempre notizia che riguarda il Catania, trasferte vietate a Latina per i tifosi del Catania. La decisione nasce dal recente rissa tra ultrarossazzurri avvenuta nei pressi di Piazza Europa, seguita da una spedizione punitiva nella piazza del Castello Ursino. Il divieto di vendita dei biglietti riguarda i residenti in Sicilia. Adesso parliamo della crisi societaria del Siracusa Calcio. Una cordata formata da una decina di imprenditori locali tratta l'acquisto del club aretuseo. Gli sportivi sperano, ma la trattativa, che non appare così semplice, anche in considerazione delle richieste del presidente Ricci, appare tutta in salita. Il servizio di Marco Petrolito. Tante le novità all'orizzonte, con i tifosi siracusani più che mai in apprensione per il futuro del sodalizio azzurro. Al di là della penalizzazione in arrivo domani, la seconda di questa stagione, appare sempre più forte l'interessamento da parte di Lino Elicona, imprenditore siracusano che in passato ha maturato varie esperienze nel mondo della pallamano. Su mandato del presidente Ricci, infatti, Elicona sta cercando di coinvolgere altre forze locali, ma non solo, in un progetto teso a rilevare il Siracusa Calcio. Una decina di imprenditori hanno già aderito e formato una cordata destinata a crescere, che ha formalmente presentato una manifestazione di interesse al primo cittadino Francesco Italia. L'esito della trattativa, però,
però rimane legato alle richieste del patron, che per lasciare il timone del sodalizio intenderebbe recuperare la fideiussione, si parla di 750.000 euro, ed ottenere una buona uscita di 2,50. Richieste che, se confermate, potrebbero in qualche modo complicare quella che comunque appare come un'imminente cessione del club. La situazione resta incerta, con gli sportivi aretusei che si attendono segnali rassicuranti in tempi brevi, consapevoli del fatto che entro il 16 aprile ci sarà la quarta scadenza, relativa ai pagamenti degli stipendi dei mesi di gennaio e febbraio. Una crisi che dunque, almeno per ora, continua, ma a cui fa da contrasto il momento brillante della squadra, che domenica, dopo aver conquistato 10 punti nelle ultime 5 gare, giocherà un'altra sfida salvezza fondamentale sul campo dell'Altamura. Adesso ci fermiamo, un'altra piccola pausa, rientriamo subito dopo. Entriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque questa edizione del TG Sicilia finisce qui, non ci resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie, buona serata a tutti.